4 tra funzionari e dirigenti della società aggiudicataria dell'appalto di pulizia dell'Annunziata sono stati posti agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Cosenza, l'ipotesi di accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Hanno protestato questa mattina davanti alla sede dell'ASP di Cosenza gli infermieri e gli operatori del 118 e del pronto soccorso per la mancata corresponsione dell'indennità Covid. 4 persone, tra le quali una giovane di 38 anni, sono morte in seguito del Covid a Cosenza, 7 i decessi in totale in Calabria, intanto attivate le postazioni drive-in per il tampone gratuito per chi torna in Calabria. Straordinaria gara di solidarietà dei cittadini all'Ocri, accorsi in aiuto dei 100 migranti sbarcati nella notte, accolto l'appello del sindaco in poche ore per coperte e generi di prima necessità. Buonasera dalla redazione del TG10, la cronaca in primo piano. 4 tra funzionari e dirigenti della società aggiudicataria dell'appalto di pulizia dell'Annunziata sono stati posti agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Cosenza, l'ipotesi di accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Sarebbero state fatturate molte più ore di lavoro di quelle realmente fatte per la pulizia dell'ospedale. Vediamo. Una mattina una persona si alzava di questa società e diceva: oggi fatturiamo X. Proponeva questo dato, qualcuno ci metteva una firma sotto e poi andava alla liquidazione. Una vicenda intricata, quella di cui si è occupata la Procura di Cosenza, che ha delegato a Carabinieri e Guardia di Finanza una complessa indagine. In pratica sarebbero state fatturate molte più ore di lavoro di quelle effettivamente prestate per la pulizia dell'ospedale di Cosenza, che risultava anche sporco, come dai rilievi effettuati da più parti, a seguito anche delle denunce dei medici del nosocomio. Ora 4 persone sono finite agli arresti domiciliari. Si tratta di dipendenti della società che ha in appalto le pulizie e anche i cosiddetti servizi integrativi dell'ospedale dell'Annunziata. Le accuse sono di truffa aggravata ai danni dello Stato e frode in pubbliche forniture, ed è stato effettuato un sequestro preventivo per equivalente per un importo di più di 3 milioni di euro, che sarebbe quanto illecitamente acquisito dalla società. La Procura ha chiesto poi l'interdizione per 5 tra funzionari e dirigenti dell'azienda ospedaliera che non avrebbero effettuato i controlli dovuti. Il GIP deciderà in seguito sulla loro posizione, così come deciderà sulle misure da adottare per la società appaltatrice. L'indagine è partita 2 anni fa e si è avvalsa anche della collaborazione del NAS, dello SPISAL, dell'INPS e dell'Ispettorato del Lavoro, e si è scoperto pure che le prestazioni di servizi di igiene e cura alla persona, di competenza degli OSS, di fatto venivano svolte anche da personale addetto alle pulizie. I funzionari dell'azienda ospedaliera non solo non avrebbero controllato le vere prestazioni rese, ma neanche richiesto l'utilizzo di un software che doveva servire proprio a questo. Con questi tipi di meccanismi si erode l'erario pubblico, perché qui si pagano soldi che non devono essere pagati, si rende un pessimo servizio alla collettività. In poche parole vi è una sorta di crisi dell'impianto base del funzionamento democratico di una società. Altra vicenda che riguarda la sanità, ma di tutt'altro genere, la protesta degli operatori del 118 e del pronto soccorso inscenata per ricevere l'indennità Covid. La protesta questa mattina davanti alla sede ASP di Cosenza, al loro fianco anche il sindacato unitario lavoratori. Colleghi come me che hanno fatto a 360 gradi tamponi su tutta la provincia di Cosenza, a cominciare da Frascineto, Castrovillera, a scendere da Mantea, tutta la provincia di Cosenza, che siamo circa 60 persone, ci hanno dato un misero contentino. Chiedono di ricevere le indennità Covid, infermieri, operatori del 118 e del pronto soccorso. Ecco perché questa mattina hanno protestato davanti alla sede dell'ASP a Cosenza per rivendicare un diritto acquisito. A luglio hanno fatto un accordo sindacale che entro il 30 luglio la Regione doveva deliberare questi soldi Cura Italia, che erano circa 7 milioni, di cui 2 milioni e rotti le metteva la stessa Regione Calabria. A tuttora sono passati 5 mesi, noi non abbiamo percepito nulla. Anzi, alcuni miei colleghi sono visti una busta paga, hanno fatto dei conguagli, quelli parlo a contratto a tempo determinato, hanno visto dei conguagli e non hanno percepito neanche la 13ª, perché sono trovati 700 euro in busta paga al netto, quindi un Natale magro anche per loro.
In più noi vogliamo riconosciuti sempre come comparto, quindi intendo tutte le categorie che hanno fatto un percorso Covid, come hanno fatto delibera qui all'ASP, di essere riconosciuti per una paga come fascia D4, quindi a 22,04 centesimi ad ora, per tutti quelli che hanno fatto un percorso Covid, perché noi, infermieri, autisti, che non siamo nelle malattie infettive, non abbiamo un'indennità di malattia infettiva. Hanno fatto questa delibera a cui si sono attenuti solamente per i dirigenti, i direttori di struttura, i dirigenti medici, a cui hanno dato fior di quattrini. La Calabria è l'unica fra le regioni italiane a non riconoscere questa indennità ai lavoratori della sanità che hanno lavorato nonostante il rischio per garantire salute e sicurezza. Sono dei lavoratori in prima linea, sono quelli che intervengono prima di chiunque altro, gli operatori del 118. Intervengono per tutelare noi, per tutelare tutti i cittadini, e noi abbiamo il dovere di tutelare loro nel momento in cui diventano appunto degli invisibili. Una delegazione ha poi incontrato il commissario Bettelini per chiedere che vengano erogate al più presto queste risorse a chi rischia la propria incolumità. Da quando è iniziata la pandemia tanti operatori sanitari si sono infettati, sia colleghi infermieri, medici, autisti, nessuno è stato esulato da questa infezione. E purtroppo è uno smacco non ricevere questo riconoscimento, che il bonus Covid, che ricordo è stato elargito in tutte le regioni d'Italia fuorché dalla Calabria, e non capiamo come mai la Calabria ancora debba provvedere a tutto questo, proprio per quelle persone che si sono ammalate. E in queste ore ci sono persone che stanno lottando contro il Covid, alcune di loro destano in condizioni veramente gravi, e possa arrivare il nostro augurio di pronta guarigione, e speriamo che l'azienda ospedaliera di Cosenza possa ottemperare a quello che fino ad ora non ha ottemperato. Come al solito domenica pochi tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e contagi in calo, salgono invece, anche se di poco, i ricoveri. Vediamo in estrema sintesi il bollettino regionale. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 400.730 soggetti, più 1.352 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 21.261, più 110 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 19, Catanzaro 6, Crotone 14, Vibo Valentia 16, Reggio Calabria 55, altra regione o stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 300, nei reparti di malattie infettive 22 nelle terapie intensive. 7 le vittime nelle ultime 24 ore, 429 in totale dall'inizio della pandemia. Dunque 7 vittime, 4 in provincia di Cosenza e c'è anche una vittima molto giovane di 38 anni. Vediamo il servizio. 4 morti nelle ultime 24 ore a Cosenza. Il Covid e la sua lunga scia di vittime. Ieri sera si è spento all'Annunziata un 74enne di San Giorgio Albanese. Stamattina il nero del lutto ha toccato altre zone della provincia. A Rose con la morte di un 73enne e ancora un'anziana di Spezzano Albanese, 83 anni. Il virus maledetto non ha risparmiato neanche una giovane donna, 38 anni, di Corigliano Rossano, risiedeva nella frazione Schiavonea. Decessi avvenuti nell'ospedale della città dei Bruzzi. La provincia di Cosenza, la più estesa della Calabria, sta pagando un tributo altissimo, 180 fino a ieri i morti a causa della pandemia, il dato numericamente più significativo dopo quello di Reggio Calabria, dove i deceduti sono stati 204, più di 500 le vittime in tutto il territorio regionale. Nel pomeriggio si allunga l'elenco dei morti, altri 3 in Calabria, inizio settimana con 7 decessi nella regione. Piccoli paesi e centri urbani si sono misurati con il virus. Molte le famiglie che hanno vissuto la quarantena o l'ansia di un positivo tra le mura domestiche, e in quartieri e borghi troppe volte si sono sentiti i rintocchi delle campane ad annunciare il passaggio dell'angelo nero dopo il Covid. Calabresi in fila ai drive-in per i tamponi e strade deserte in paesi dichiarati zona rossa. Una sanità calabrese impreparata, nonostante la seconda ondata fosse annunciata da tempo. Ora si guarda al vaccino con il virus mutato, ma si continua a contare i decessi in un Natale caratterizzato dal silenzio del lockdown.
Il nuovo provvedimento del Presidente facente funzioni Spirlì individua i drive-in e le postazioni in cui effettuare il test nelle 5 province calabresi per chi fa rientro in Regione. La forte raccomandazione, dice l'ordinanza, deve necessariamente far leva sul senso civico di ogni cittadino per la tutela della propria salute e di quella collettiva per salvaguardare le persone più fragili ed esposte maggiormente al possibile contagio. Facciamo un giro per i drive-in della nostra Regione, cominciando da Cosenza. Tamponi rapidi gratuiti per chi rientra in Calabria. Un'ordinanza del Presidente facente funzioni Nino Spirlì ha predisposto dei drive-in nelle 5 città capoluogo da oggi e fino al 23 dicembre. Noi siamo andati a Cosenza, alle spalle di Via degli Stadi, ed ecco cosa abbiamo trovato. Sono venuti in parecchi e siamo stati abbastanza bravi, sono contenta di come abbiamo gestito la situazione perché, come è nota, alle 11:35 attualmente la fila è stata completamente smaltita. Abbiamo allestito 2 differenti postazioni, una per la seduta dei tamponi molecolari programmati a seconda degli appuntamenti stabiliti mediante centrale operativa territoriale, e invece una che noterà sulla destra per quanto riguarda i tamponi antigenici dei rientri. Diciamo che... Quanti sono i tamponi che avete effettuato questa mattina? 150. I antigenici. I molecolari è una seduta a parte ed erano un altro centinaio abbondante. Il drive-in alle prime ore di questa mattina ha fatto registrare una lunga coda perché non sono previste prenotazioni e da ieri è stato riscontrato un solo caso di positività. Uno ieri, per ora oggi nessuno, per fortuna. Non c'è una prenotazione, bisogna registrarsi sul sito della Regione, c'è una sezione apposita, si verrà qui con la prenotazione e noi eseguiremo il tampone. Ovviamente ci saranno degli orari che sono orari un po' più comuni, tra virgolette, in cui le persone si presentano. Alle 9 della mattina c'è un po' più di fila, adesso come nota è tutta smaltita, magari verso le 4 ci sarà un altro po' più di fila perché ovviamente le persone poi magari si raggruppano in orari un pochino più particolari, però al di là di quello assolutamente libero, senza prenotazione. Invitiamo anzi chiunque rientri in Regione a presentarsi presso la nostra sede. Dopo aver effettuato il test in pochi minuti si conosce l'esito. In tanti questa mattina hanno effettuato il tampone perché rientrati in Regione in vista delle festività natalizie. La provincia di Varese. È rientrato giustamente per le festività? Ieri, ovviamente sì. Sì, nella giornata di ieri. Mi ero precedentemente registrato, oggi ho saputo di questa cosa. Dato che dovevo essere qua a Cosenza per una visita specialistica, ho approfittato per fare il tampone. Ci spostiamo a Catanzaro, anche nella città capoluogo, file ordinate per poter effettuare il tampone nella tensostruttura allestita in piazza. Più di 100 i tamponi rapidi antigenici effettuati questa mattina a Catanzaro nel piazzale della funicolare nel quartiere Sala. Le auto in fila, persone che sono tornate in Calabria e dopo la registrazione obbligatoria sulla piattaforma dedicata della Regione possono sottoporsi gratuitamente al test come previsto dall'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Nino Spirlì. Il personale munito di scafandro nella tendostruttura procede con le verifiche e gli screening. Si continuerà fino al 23 dicembre ogni giorno dalle 9 alle 17 e nella mattinata della vigilia di Natale il 24 dicembre. Circa 50.000 i tamponi disponibili per i calabresi che hanno deciso di trascorrere le vacanze in Calabria, studenti e lavoratori che hanno anticipato il rientro di qualche giorno viste le restrizioni del decreto Natale. Operazioni che questa mattina nella città capoluogo si sono svolte in maniera ordinata e con la consapevolezza che i controlli sanitari sono necessari per trascorrere feste serene in famiglia, soprattutto dove ci sono persone fragili come gli anziani. In totale si stimano circa 30.000 rientri. Per quanto riguarda Vibo Valentia è il sindaco Limardo che ci spiega quali sono le procedure, le attività, le cautele. Anche la città di Vibo Valentia si attiva per rendere più sicuri i rientri ai propri concittadini per le festività natalizie, previste attività di screening. Noi abbiamo un drive-in allestito al Palazzetto dello Sport lungo il Viale della Pace, da lì si accede al Palazzetto dello Sport. È un piazzale abbastanza ampio, molto comodo. Certo le file non mancano,
perlomeno oggi pare che ci fosse molta fila, però viene smaltita nella giornata, non sono proprio numeri eccessivi da smaltire. Alti e bassi per quanto riguarda i contagi, ma attenzione che resta alta. Ieri abbiamo registrato un solo contagio, probabilmente perché era nella giornata di domenica e quindi, come è noto, durante le giornate festive il numero dei tamponi scende e di conseguenza scende anche il numero dei contagiati. Abbiamo anche qui ovviamente una certa diffusione del contagio, tant'è che ricorderete avevo provveduto a chiudere le scuole, poi il TAR ne ha imposto la riapertura. Però devo dire che i cittadini rispondono con prudenza alle norme che sono state emanate, mantengono la distanza, mantengono le mascherine, evitano gli assembramenti. Perlomeno qui abbiamo una situazione tutto sommato abbastanza accettabile. Ci si appella al senso di responsabilità dei cittadini, ma non mancheranno i controlli delle forze dell'ordine. Si è stabilito di intensificare un po' i controlli in questo periodo, anche perché non avrebbe senso fare le sanzioni. In queste occasioni ci si affida maggiormente al senso di responsabilità, al comune senso civico ed in generale all'attenzione che deve accompagnare i comportamenti di ciascuno di noi. Quindi ci saranno intensificati i controlli certamente, però si confida realmente nel rispetto delle regole senza la sanzione. Chiudiamo con le iniziative a Crotone. Auto in fila anche a Crotone, ecco il drive-in allestito nella città pitagorica. Qui vengono effettuati i tamponi rapidi antigenici. In 2 giorni circa 150 i test eseguiti. Fino a mercoledì effettueremo tamponi antigenici dalle 9 alle 17 per chi rientra da fuori e dall'estero, insomma, dimostrandolo con un biglietto del treno, con un certificato di viaggio, qualsiasi cosa. L'esito viene dato in 15 minuti circa. Se il tampone risulta negativo si torna a casa, in caso contrario si procede con il tampone molecolare. Se è positivo si segnala la prevenzione, si procede poi con l'effettuazione del molecolare per conferma della positività, insomma, e poi si innesca il meccanismo della prevenzione con quarantena e ricontrolli poi fino alla negatività. Una bella storia arriva adesso da Locri, una gara di solidarietà straordinaria dei cittadini accorsi in aiuto dei 100 migranti sbarcati nella notte. Accolto l'appello del sindaco, in poche ore sono state raccolte coperte e generi di prima necessità. Vediamo. Nel pomeriggio l'appello anche attraverso la sua pagina Facebook, in serata la serenità del sindaco Giovanni Calabrese per avere fatto il possibile in occasione dell'ennesimo sbarco di migranti avvenuto ieri a Locri. Infatti seconda metà di domenica convulsa per la città e l'intero comprensorio dopo l'approdo sulla spiaggia antistante il lungomare di un centinaio di migranti. Il viaggio era cominciato qualche giorno fa dalle coste turche a bordo di un veliero di 15 metri e si è concluso ieri poco dopo le 14. Molti uomini, tante donne e qualche bambino. 7 di loro, dopo aver raggiunto la terraferma, hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie. È stata una gara di solidarietà tra la gente. Dopo aver appreso dello sbarco, il primo cittadino di Locri, come detto, ha chiesto aiuto ai cittadini, invitandoli a portare viveri, coperte e tutto ciò che potesse essere utile al palazzetto dello sport, dove nel frattempo i migranti erano stati sistemati. La risposta è stata incredibile, un appello lanciato in modo estemporaneo perché mi è sembrato l'unica soluzione in quel momento, non essendo noi attrezzati per eventi del genere. È una risposta che è veramente commovente da parte dei cittadini di Locri, ma dell'intero popolo della Locri. In centinaia sono divertiti verso il palazzetto dello sport portando indumenti, alimenti e di tutto. E quindi abbiamo anche anticipato l'intervento della protezione civile. E prima delle forze dell'ordine abbiamo dato assistenza a questo gruppo di migranti arrivati ieri pomeriggio all'improvviso sul lungomare di Locri. Si tratta la maggior parte di donne e bambini, e quindi è veramente un gesto che evidenzia in modo particolare quelli che sono i sentimenti del popolo di questo territorio. Una bella pagina di storia per la Locride. Ci sono risultati negativi ai controlli Covid. E quindi aspettiamo le disposizioni da parte della prefettura che sta seguendo passo passo tutte le operazioni.
La Procura della Repubblica di Crotone ha aperto un'inchiesta sulla morte di una neonata avvenuta poco prima del parto. Il magistrato, il procuratore Alessandro Ro, dopo la denuncia dei genitori, ha disposto il sequestro della cartella clinica e, seguito dalla squadra mobile, ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone dell'equipe medica del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale, ipotizzando nei loro confronti il reato di omicidio per colpa medica. La donna, la mamma di 37 anni, era di Santa Severina, doveva partorire ma la bambina è morta. L'accusa è quella di aver ritardato l'intervento per il taglio cesareo nonostante le richieste della puerpera. 11 persone invece sono state arrestate a Castrovillari con l'accusa di usura. L'indagine è partita dalla denuncia di un imprenditore che ha pagato 250.000 euro dopo un prestito di 30.000 euro. Operazione Pacta sunt servanda, ovvero gli accordi devono essere mantenuti. L'operazione che ha portato all'alba all'arresto di una fitta rete di usurai nella città del Polline sul territorio. L'indagine, condotta congiuntamente da personale del commissariato della Polizia di Castrovillari insieme a quello della squadra mobile con supporto del reparto prevenzione e crimine Calabria settentrionale, dai carabinieri della compagnia di Castrovillari con il supporto delle compagnie di Ostia e Pomezia, nonché di unità cinofile dei nuclei di Vibo Valentia e Roma, dei finanzieri della compagnia di Castrovillari, che ha portato all'arresto di 12 persone, 7 finite in carcere e 5 ai domiciliari. L'attività investigativa trae origine da una prima denuncia sporta da un imprenditore edile che, a fronte di un prestito di circa 30.000 euro, avrebbe dovuto restituirne 250.000. Tra l'altro, l'imprenditore vittima nel periodo 2012-2018 avrebbe subito atti intimidatori. A questa faceva seguito altra denuncia sporta da un piccolo commerciante al dettaglio che riferiva di aver ricevuto in più soluzioni un prestito complessivo di 2.300 euro, a fronte del quale era stato costretto a pagare una quota di interessi di circa 5.000 euro. L'attività investigativa posta in essere in stretta sinergia tra tutte le forze dell'ordine, attraverso anche attività di osservazione, pedinamento e controllo dei soggetti sottoposti ad indagini, nonché attraverso accertamenti di natura economico-patrimoniale e finanziaria, ha permesso non solo di acquisire importanti elementi di riscontro alle circostanze denunciate dalle due vittime, ma anche di individuare una nutrita platea di soggetti bisognevoli e assoggettati a pretese usurarie da parte del sodalizio criminoso. C'è da sottolineare che il contesto investigativo è stato reso ancor più arduo dalla mancata collaborazione da parte della quasi totalità delle vittime di usura, che non hanno offerto alcun contributo, negando anche di aver subito pressioni e intimidazioni. A questo si è aggiunto il fatto che un pubblico ufficiale dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia, ora sospeso dall'incarico, avrebbe avvisato gli indagati delle indagini in corso. Facciamo un salto a Siderno per vedere com'è trascorsa questa domenica. Vediamo. La domenica prima del quasi total lockdown di Natale, le immagini si riferiscono a Siderno, importante centro commerciale del Regino, ma possono essere tranquillamente riferite ad altri grossi paesi della provincia dove lo struscio, come si dice in gergo, e lo shopping sono abitudine consolidata. Comportamenti di normalità, molti senza esagerare cercano di sfuggire alle paure e alle ansie da Covid. Da questa testimonianza video in effetti si rileva che si fa attenzione, se si è vicini la mascherina diventa obbligatoria e il distanziamento si cerca di rispettarlo appieno. Esercizi commerciali non invasi, almeno in questa parte di territorio calabrese, e con attenzione a non affollare gli interni. Lavorano a ritmo decelerato, ma lavorano bar e piccoli ristoratori, sebbene la preoccupazione per il prossimo futuro permanga. Il virus suscita paure per la stabilità del lavoro, ma nel contempo si resiste e si cerca di agire facendo appunto il più possibile riferimento alla normalità, che in questo periodo diventa forse la ricchezza più ambita. Vedere Corso della Repubblica di Siderno illuminato e con macchine in fila farà un po' effetto smog, lo ammettiamo, ma è un segno di vita e di questi tempi. Vediamo invece come ha chiuso la borsa oggi, nostra rubrica.
Seduta negativa per le borse del vecchio continente, penalizzata dalla scoperta di una variante del Covid nel Regno Unito e dal conseguente isolamento del paese. Intesa raggiunta invece nel weekend negli USA su un nuovo pacchetto da 900 miliardi di dollari al voto alla Camera oggi. Tra le misure sono previsti assegni agli americani per $600 e ulteriori $300 a settimana sotto forma di sussidi settimanali per la disoccupazione da erogare fino a marzo 2021. Intanto l'Agenzia Europea del Farmaco ha dato l'ok al vaccino Pfizer-BioNTech, spianando la strada per l'avvio delle somministrazioni in tutta Europa a partire dal 27 dicembre. Così il FTSE MIB di Milano chiude a meno 2,6%, in calo anche il FTSE 100 di Londra a meno 1,7%, il CAC 40 di Parigi a meno 2,4%, il DAX di Francoforte a meno 2,8% e l'Ibex 35 di Madrid a meno 2,9%. A Wall Street perdite più contenute per il Dow Jones a meno 0,5%, l'S&P 500 a meno 1,1%, il Nasdaq a meno 0,9%, con Tesla in calo del 5% nel giorno del suo ingresso nell'indice S&P 500. Sul Forex l'euro-dollaro resta in flessione a 1,222, mentre il dollaro-yen sale leggermente a 103,4. Tra le materie prime arretrano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 4% a $50,1 e il VTI a meno 4,1% a $47,2, sotto stress per via dei rischi di nuovi lockdown. Sull'obbligazionario il BTP Bund torna a quota 115 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,57%. Tornando a Piazza Affari, le vendite investono pressoché tutte le società a maggior capitalizzazione, eccetto CNH a più 1,1% e Diasorin a più 0,6%, Flat Fineco a più 0,1%, in coda al FTSE MIB invece Eni a meno 4,4% e Vipra a meno 4%, male anche Saipem, Buzzi e Unicredit a meno 3,9%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Adesso le previsioni del tempo per le prossime ore con gli esperti di Meteo in Calabria. All'inizio della settimana sarà ancora caratterizzato da tempo incerto, ma senza fenomeni di rilievo. I maggiori annuvolamenti insisteranno sui versanti ionici. Le temperature resteranno stazionarie di qualche grado al di sopra delle medie stagionali. Domani cielo parzialmente nuvoloso ovunque, anche se nel corso della giornata sarà frequente l'alternanza tra fasi soleggiate ed altre a maggior addensamenti. Temperature stazionarie. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani calmo o poco mosso il Mar Tirreno con venti a regime di Brezza, mosso il Mar Ionio con venti dai quadranti orientali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora una buona serata.